Amici di SpawnRiver.biz, SpawnRiver Biz Channel, appassionati di galoppo, ma soprattutto di galoppo sardo, ben ritrovati ad Analisi e Pronostici, la rubrica che analizza le corse dei cavalli in Sardegna, le loro prestazioni, le loro vittorie, le mette a confronto tra di essi oppure con altri rivali e poi come sempre i pronostici della giornata di oggi che appunto andrà in scena il secondo convegno della sessione estiva autunnale della stagione 2021 all'ippodromo di Chirivani a partire dalle ore 16:15. Quindi partirei subito con la rubrica corse a confronto per analizzare alcune vittorie della settimana scorsa. Su tutti spicca il successo di Chimera Bella. Intanto possono partire le immagini delle due corse messe a confronto. Chimera Love, non Chimera Bella. È facile confonderci con questi due cavalli, anche perché comunque sono sempre prima e seconda. Sono partite le immagini a confronto Chimera Love con se stessa, la prova dell'internazionale del 12 giugno con quella del 23 agosto del 2021. Con questo confronto, ovviamente al di là del riferimento cronometrico che è stato molto indicativo, quello espresso da Chimera Love il lunedì scorso, migliorando di gran lunga la prestazione, lo standard rispetto all'internazionale. Dopo 2 mesi e mezzo sicuramente la cavalla è venuta avanti, però è anche questo l'unico strumento, il confronto appunto delle corse, della pista, di ciò che è l'esito sportivo di un singolo cavallo. Stiamo vedendo la distribuzione dei parziali di queste due corse pressoché simili. Da una parte nel riquadro alla vostra sinistra Cara Estella che guida il drappello, dall'altra Crisede My Life che questa volta ha deciso di farsela davanti. Anche dal cambio di regia più o meno siamo in linea. Entrano ora prima in curva nel riquadro a destra, quindi Crisede My Life in testa nei confronti di Chimera Bella, poi Chimera Love, Cara Estella che questa volta ha sofferto appunto i parziali iniziali del gruppetto di testa Crisede My Life, Chimera Bella e Chimera Love. Ora si entra in rete e vedete che lo fa prima Crisede My Life trainandosi la compagna di training Chimera Love. A questo punto Chimera Love accende i motori sotto la spinta di Gavino Sanna e stacca decisa ai 250 finali per isolarsi nel finale. Infatti stiamo vedendo la differenza anche nella galoppata molto più esplosiva, quella del 23 agosto. Ora fermeremo le immagini e chiaramente ha fatto una miglior prestazione Chimera Love, come appunto stiamo vedendo rispetto all'internazionale. Questo è il successo di Chimera Love, stacca di 8 lunghezze Chimera Bella, quindi una prestazione monstra da parte della lieva di Antonio Cotto. Ora vediamo anche Chimera Bella, anche lei ha migliorato rispetto alla prestazione dell'internazionale insieme a Cara Estella, quindi anche per loro ovviamente però non è servita a vincere, però sono venute avanti in ottica derby. Può essere un'indicazione anche perché si correrà su 2400 metri. Chimera Love addirittura la stiamo vedendo, stacca facile qua la figlia di Oscar Day 8,5 su Chimera Bella, Cara Estella e Crisede My Life. Si è ripetuto lo stesso ordine dell'internazionale, quindi bel successo della portacolli della scuderia Piras. Purtroppo non ho potuto mostrarvi le interviste che erano molto interessanti, quelle realizzate lunedì scorso per un errore mio, e purtroppo sono andate perse. Peccato, perché era interessante sentire le parole di Gavino Sanna, che oltre ad averlo celebrato il suo ritorno in Sardegna con una bella tripletta, la prima appunto con Chimera Love, ha detto che la cavalla secondo lui può fare la distanza. Stesso pensiero che ha espresso anche Massimo Marcialis
intervistato anche lui nel post gara, ha detto che anche secondo lui, secondo il team, insomma, la distanza non dovrebbe essere un problema, anzi potrebbe anche andare meglio. Poi si sa che con i cavalli non è mai facile fare 2+2, lo sa bene Pietro Pidas, anche lui intervistato, contento e soddisfatto ovviamente di questa cavalla, l'ennesima gioiella di questo allevamento. Anche lui però ha ribadito che comunque la corsa più importante resta il derby e lì dovrà dimostrare tutto ciò che ha espresso fin qui Chimera Love. Complimenti a tutto il team. Cotu 1,53 per la cronaca, il tempo con cui ha aspettato Chimera Love in confronto all'1,57 mi sa dell'internazionale, quindi ha migliorato di gran lunga il suo appunto standard. Passiamo ora alla corsa dei fondi inglese, sono partite le immagini, abbiamo messo a confronto Chopin, anche lui 12 giugno in occasione della sua vittoria nell'internazionale, e la sorpresa di Comparsita del Monte Acuto che ha timbrato la condizionata. Qua è un parametro che può essere anche oggettivo perché ci sono gli stessi avversari della volta scorsa, quindi la miglior categoria che c'è in Sardegna, mancava solo Cocca se non sbaglio rispetto a quell'internazionale, parlo di cavalli che hanno già vinto in stagione, e quindi Comparsita del Monte Acuto ha fatto davvero un exploit, non a caso ha chiuso a 107 al totalizzatore di vincente contro 1 per la fortuna di qualche seguaccio che l'ha giocata, e quindi complimenti a loro per l'intuizione, perché comunque 107 sicuramente era una cifra che poteva far storcere il naso, anche se qualcuno magari aveva indicato Comparsita del Monte Acuto come protagonista. Al contrario però il proprio team ci ha sempre creduto in questa cavalla, nonostante il debutto disastroso ci hanno messo un po' ad inquadrarla, ma è sempre stata stimata Comparsita del Monte Acuto, che ha cambiato il suo modo di correre, come state vedendo all'internazionale era in continuo pressing su Chopin per stare al passo, mentre qua Angelo Citti è stato bravo a metterla dietro e a farla rilassare in terza posizione, seguendo appunto i parziali di Comuniché e poi di Capriolo de Bonorva, che romperà gli indugi la stiamo vedendo in giubba rosso-nera, eccolo qua, sta passando su Comuniché, ora in vantaggio Capriolo de Bonorva che si traina Corea dei Sedini, anche lei buona la sua prova, anche per lei buona la prova, insomma Corea dei Sedini che ora passa in vantaggio, Comparsita ancora lì, e solo ora Angelo Citti la richiede a maggiore impegno per andare a riprendere Corea dei Sedini, mentre dall'altra parte Chopin sono quasi in linea i cavalli in questo momento ai 200 finali. Chopin però avrà uno speed ulteriormente più efficace rispetto a quello di Corea e Comparsita. Qua Angelo Citti si porta la frusta a sinistra e con uno scatto perentorio beffa Corea dei Sedini. Però abbiamo fermato prima le immagini per farvi vedere appunto che Chopin ci ha messo qualcosina in meno nel completare i 1800 metri di Chilivani nei confronti di Corea dei Sedini e Comparsita del Monte Acuto, che comunque sono lì un secondo in più o meno ci hanno impiegato, però può essere giustificato dal fatto che erano 52 giorni, anzi di più, erano dal 12 giugno che non correvano questi cavalli, e quindi insomma un po' hanno sofferto il periodo di inattività, insomma magari la corsa sulle gambe, chissà, avrebbe fatto fare magari una prestazione diversa. Comunque bene per Comparsita del Monte Acuto, la femmina da Pirata dei Sedini, Triplice dei Sedini, stiamo vedendo ora le immagini, mentre abbiamo fermato dove sono appunto in quarta e quinta posizione Chopin e Capriolo de Bonorva, che nell'altra parte sono arrivati al primo e al secondo posto in occasione dell'internazionale. Quindi possono scorrere le immagini, la dirittura finale appunto di Comparsita del Monte Acuto, questa femmina di 3 anni, sellata da Francesco Broca, che trionfa per il colore dell'allevamento della signora Rosanna Sanna e del suo proprietario Gianni Scanu. Quindi facciamo i complimenti a Comparsita del Monte Acuto, figlia di Pirata dei Sedini e Triplice dei Sedini, una linea tutta di piana come appunto Corea dei Sedini. Bellissima anche questa immagine di Monica Scanu che ritrae appunto la vittoria di misura di Comparsita del Monte Acuto. Andiamo di corsa all'altro confronto, che è quello tra mettiamo ora il confronto tra Red Cross e Terry Delarguer, soprattutto per celebrare la vittoria di Terry Delarguer e soffermarci anche un minuto in più sulla corsa dei 2 anni. Intanto sono partite le immagini. Il Red Cross ha vinto con in sella Leonardo Ladi in una prova in gentleman,
sui 1600 metri, non ha vittoria in carriera per la figlia di Red Rocks, sellata la Torre Cargiaga, pericolo della scuderia De Niccu. Questa è Red Cross, che si trova sempre bene in questi contesti, soprattutto in GR. Mi sa che questa è la quinta vittoria di fila, se non sbaglio, in Gentleman per lei, cioè 5 vittorie, le sue ultime 5 vittorie sono arrivate in Gentleman, ecco, così mi sono spiegato meglio. Concentriamoci su Terry dell'Algher nella corsa dei 2 anni, anche questa è una corsa di preparazione in vista del Criterium Sardo del 18 settembre. Calamoresca ha provato a fare la front runner, a tirare il gruppo, dietro di sé Gran Bagar, come stiamo vedendo, un alternarsi di posizioni. Terry dell'Alghera seguito dalle retrovie, così come Danielina, mentre più a contatto si è mantenuto l'attore principale di questa corsa, Furibondo, che qua lo vediamo all'interno, il grigio con i colori della scuderia Ledda, quelli bianchi con croce rossa, eccolo qua, in terza posizione. C'è la risalita anche di Ral dell'Algher su Calamoresca. Calamoresca cederà il passo in addirittura d'arrivo, ecco qua, ora si entra in retta, vedete i 2 anni molto meglio rispetto agli anziani. Quindi qua succede, abbiamo visto già il fatto incriminato, dopo lo rivedremo in una specie di VAR. Furibondo allarga fino allo steccato opposto, andrà a tagliare per primo il traguardo, anche se non si vedrà perché proprio passa quasi sotto le tribune. Fermiamo le immagini, eccole qua, vediamo che innanzitutto i 2 anni sono meglio degli anziani e questo è un dato oggettivo, anche se gli anziani erano in Gentleman con più chili e con tutte le attenuanti del caso. C'è da dire però buona la prestazione, 1,44 per Furibondo. Ecco qua il fatto incriminato, il VAR, come di sportriver.biz, qua c'è il contatto, va quasi a muso a terra di Danielina e quindi i commissari hanno ritenuto questa azione di Furibondo irregolare nei confronti della portacolore della scuderia Mundula. Ecco, possiamo anche mandare le immagini a velocità normale, anche perché poi Danielina finisce a mezza lunghezza scarsa da Furibondo e proprio per quello secondo me è stato retrocesso dal primo al terzo posto, perché ha precluso il risultato di Danielina. Qua la stiamo vedendo quasi apparigliata con Terry dell'Algher, che comunque tra i 2 litiganti è quella che gode di questa vittoria. La figlia di Good Fund e Moment of Truth della scuderia San Giuliano, sorella di Memo dell'Algher. Se il buongiorno si vede dal mattino, può ben sperare la San Giuliano con questa cavalla. Terry dell'Algher, ma anche Furibondo si è reso autore di una bella prestazione. Se fosse andato regolare penso che avrebbe vinto senza problemi. Lo stesso cosa può dire anche Danielina, la figlia di Ali Abayeb, che va vinto la condizionata di giugno. Quindi questi 3 cavalli sicuramente sono quelli da tenere in considerazione, così come Ral dell'Algher finito quarto a contatto. Torniamo con le immagini, torniamo qua per appunto abbiamo visto a confronto Chimera Love, Comparsita del Monte Acuto e la corsa di Terry dell'Algher. Stiamo vedendo ora quella di Bunora dell'Algher, che ha vinto la condizionata su 2400 metri. Anche questa è una prova di preparazione in vista del prossimo Gran Premio Regione Sarda. La base va provata a fuggire via, traguardo lontano, la stiamo vedendo completare l'ultima curva, ma verrà raggiunta da Baroc dell'Algher, che riprenderà la fuggitiva, ma ha speso per stare lì. Dalle retrovie si mette in moto Bunora dell'Algher, che decolla sul fratello e compagno di colori Baroc e si riprende una bella rivincita, dimostrando Bunora dell'Algher di gradire molto i terreni consistenti e soprattutto le distanze impegnative. Bel successo di Bunora dell'Algher, l'11° in carriera. L'ultima volta vinse lo scorso 4 settembre nella corsa internazionale, quindi dopo quasi un anno ritorna al successo Bunora dell'Algher. Stiamo rivedendo anche il replay, batte Baroc, la base al 4° posto da WAC, Bunora montata da Gavino Sanna per la doppia della San Giuliano e del Morning Jockey Leonardo Chessa. Vediamo in ultimo anche la prova della debuttanti. Stiamo vedendo la partenza della debuttanti degli anglo-arabo di 3 anni, dove a vincere è stata Caracas Girl per il doppio della Connection Kotu Sanna. Stiamo vedendo ora addirittura opposta alle tribune, dove Cornellina definitivamente si era portata al comando nei confronti di Cheo per Cucciola Pertoni, mentre Caracas Girl viaggia sempre in 7ª posizione. È quella col cap nero e la giubba blu con la stella nera, la vediamo ora passare
sotto la telecamera nella curva finale. Adesso si vede meglio Caracas Gher, che si trova in sesta posizione in questo momento, mentre Cornellina sembrava aver preso buon margine nelle mani di Armando Corniani. La stiamo vedendo, la figlia di Sound of Desert e Lumenada, però tende ad allargare. Qua secondo me ha perso l'azione, il momento decisivo, mentre lasciando appunto un'autostrada a Caracas Gher, che ne approfitta, prova a rivenire a recuperare Cornellina. Le due ingaggiano duello, ma di forza Caracas Gher la porta a casa per la grande gioia del suo folto team di proprietari, che sono riconducibili ai colori della scuderia Murruku. Bella vittoria questa di Caracas Gher, anche per il debutto vincente, che fa ben sperare. Ricordiamo anche lei figlia di Sound of Desert, Ira Catalana, quindi sorella uterina di Regal Lady. Rivediamo anche il replay, proprio di forza respinge Cornellina, mentre per il terzo Cucciola Pertoni prevale su Cleopatra De Mores, anche lei in rimonta per il quarto posto. Bene, abbiamo visto tutte le corse a confronto, quindi come si sono potute vedere ci sono vari spunti. Ovviamente io ho detto la mia in base a quello che propone la pista, per ognuno poi si può fare la propria idea. Il discorso è che quando mette a confronto, quello può essere un parametro, poi non è detto che quello si ripeta nella corsa successiva, anzi tutto si può modificare e scombussolare, se no sarebbe troppo facile con i cavalli e azzeccheremo quasi tutte le scommesse, ma così non è purtroppo. Bene, ci fermiamo un attimo per il consueto spazio pubblicitario, ritorniamo per analizzare il programma di questo pomeriggio all'Ippodromo di Chirivani, seguiti dai pronostici di sportriver.biz. Da 3 generazioni la famiglia Dettori è specializzata nella lavorazione del ferro. L'azienda Mario Dettori è rinomata per la costruzione di capannoni, cancelli e mangiatoie per allevamenti ovini e bovini. L'azienda Mario Dettori ti propone la sua vasta gamma di produzioni per poter soddisfare tutte le tue esigenze. Per informazioni, telefona al numero in sovraimpressione e richiedi il tuo preventivo. Eccoci, ben ritrovati per appunto analizzare le corse, le 6 in programma questo pomeriggio. Ricordo dalle ore 16:15 si parte con il convegno, parte con una reclamare per Puro Sangue inglese di 4 anni ed oltre sui 1000 metri, in 7 al via, Matrice Romana, Elisi, Life S, Pintor Physic, San Jacques, Sud, Sound System e via Parione. Come appunto scritto nei pronostici, per me la corsa passa tra Amatrice Romana e Sud Sound System, anche perché sono i due che hanno vinto in stagione, entrambi su distanze brevi, e portano i chili giusti per portarla a casa, sia Sud Sound System che Amatrice Romana, che sarà interpretata da Antonio Siri, che ritorna in Sardegna, dopo che appunto aveva portato al successo Sud Sound System, che sarà invece interpretato da Marco Gaias. Occhio però a Pintor Physique, che i 1000 metri sono nelle sue corde, ha corso bene in primavera proprio su questa distanza, fu battuto da Partita dell'Alghere. Se ripetesse quello standard, conta tanto per la vittoria come quanto i primi due citati. Probabile sorpresa per arrivare da via Parione o Elissi, quindi pronostico 6-1-4. E questa era la prima prova. Andiamo con la seconda prova, una reclamare sempre sui 1000 metri per Puro Sangue inglese di 3 anni, in 11 al via, capotesta come nelle favole, Kentucky King, la Cumbia, la Rosica, Lydia Love, No to You, Nobilitation, Rhyme of Star, Scraper e Wolfgar. Corsa molto più aperta di ciò che sembra, è una frase che ripeto spesso, ma quando c'è una situazione così intricata vale la pena appunto
pronunciarla, perché No To You resta la cavalla più qualitativa del lotto, forse una dei migliori 3 anni che ci abbiamo in Sardegna, però ha vinto il criterium del Campidano sui 1.800, qua sui 1.000 rientra, ha le qualità per portarla a casa, però è una cosa che gli si complica soprattutto per la distanza breve. Resta la favorita, la portacolori della scuderia Satta, No To You. Occhio però a Capotesta, come nelle favole, che va corso bene proprio in occasione di una vittoria di No To You. Piace anche Wulfgar, che si è mosso bene a Capannelle, magari su distanze un po' più lunghe, però può essere il cavallo che può appunto centrare un piazzamento, addirittura la vittoria. Piace anche la Rosica, insomma, corsa molto complessa dal punto di vista del pronostico. Io lo devo dire, per me il pronostico è 7, 11, 2, quindi 7 No To You, 11 Wulfgar e 2 come nelle favole. Andiamo alla una delle corse clou del convegno, il Memorial Antonio Columbu, a ricordare il jockey e trainer di Ollolai, scomparso tragicamente nel 2011 all'ippodromo di Grosseto. Lo si ricorda ormai da 3 anni con questa prova ereditata dall'ippodromo di Grosseto, quando appunto fu chiuso il casalone. Chilivano riuscì a portare questa prova, il Casar Said. Questa è riservata a puro sangue arabo di 4 anni ed oltre, si disputa su 2.400 metri, 11.000 euro di montepremi, una condizionata quindi in preparazione anche della lista, soprattutto della lista del 18 settembre, in 11 al via: Abu di Gallura, Amur, Baci Galuppo, Ballad, Budular CPS, Bella Gioia, Bidunele di Barbagia, Uragano di Chia, Vulcano, Baibo Norvesu, Zefiro di Chia e Zoe di Gallura. Corsa che ovviamente accende i riflettori su Amur, perché comunque è imbattuto in stagione, è un cavallo che su questa distanza aveva vinto il derby italiano del puro sangue nel 2019. Cavallo sicuramente di qualità, molto stimato da Massimiliano Narduzzi, che rappresenta nuovamente in Sardegna ed va a caccia di un poker che lo lancerebbe come probabile protagonista, insomma, di una lista che per un cavallo, insomma, è una corsa sicuramente importante, soprattutto per la categoria arabi. Quindi Amur è il cavallo da battere. Occhio per Vulcano Baibo Norvesu, che si sta comportando bene quest'anno, ha fornito sempre delle prove convincenti. Lancia la sfida ad Amur. Con lui aggiungiamo Zoe di Gallura per le sue qualità, perché comunque un cavallo che è secondo in gruppo 3 a Newbury quando aveva 3 anni, un cavallo che ha sempre affrontato le migliori categorie in Sardegna da quest'anno, dove ha ottenuto 2 terzi posto, se non sbaglio, un secondo nell'ultima sortita a Sassari, dove vinse Vulcano Baibo Norvegiu. Comunque un cavallo che conta, così come i 2 dell'Aspa, Uragano di Chia e Zefiro di Chia, che non vanno mai esclusi. Anche Zefiro vinse il derby italiano del puro sangue arabo, così come Bella Gioia su questa distanza. Insomma, sono questi dietro Amur che secondo me possono impensierirlo oppure piazzarsi alle sue spalle. Pronostico dunque personale, ovviamente devo fare una scelta di 3 cavalli, dico il numero 2 Amur, il numero 9 Vulcano Baibo Norvesu, il numero 11 Zoe di Gallura. Si prosegue con la condizionata riservata ai fondo arabo di 4 anni ed oltre sui 1.600 metri, in 7 al via: Afion, Balla coi Lupi, Baobab, Bailami, Boborino, Buran e Orok. È scontato dire il trio Baobab, Boborino e Buran, sono quelli che si sono ripetuti per tutta la stagione. Questa è la quinta sfida, che la quinta volta che si affrontano in questa 2021. Sono stati messi in fila 2 volte da Zio Fester. Baobab ha vinto le altre 2 prove e quindi resta il favorito. Occhio però sempre al sempre velenoso Boborino, che prima o poi anche lui dovrebbe ci gira attorno a Baobab. Magari questa può essere la volta giusta, per me gli è corta in 1.600, però 1 chilo questa volta di differenza ce l'ha lui a vantaggio rispetto a Baobab. Buran è sempre lì. Orok ha corso bene a Sassari, a Sassari e a Follonica, ottenendo 2 quarti posti, quindi è lui che potrebbe inserirsi. Poi non va dimenticato Balla con Lupi, che questi li ha sempre battuti lo scorso anno, tra l'altro timbrando l'internazionale. Balla con Lupi che rientra appunto da quella corsa. Quindi pronostico, dico il numero 3 Baobab, il numero 5 Boborino e il numero 6 Buran.
Proseguiamo con il premio Kassar Said, gabbie piene in questa prova, 16 al via, prova condizionata per puro sangue arabo di 3 anni sui 1600 metri. Lo scorso anno credo che si disputò sui 1800, quest'anno è stata accorciata ai 200 metri. Qualcuno ci spiegherà il perché di questo cambio di metri, quando una corsa comunque è tradizionale che si disputa in quel periodo, certe cose davvero non le capisco. Comunque spostata a 1600 metri, Caddossene, Calendula di Barbagia, Calilune, Calliope, Canio, Caravaggio Bay Royal, Califfa, Kentannos dell'Oele, Cilavert, Cinzia Bairenza, Claudietta, Cleopatra Nulese, Cribio di Gallura, Crono Baioneglia, Gazzi Alzaman e Re Balton de Pinet. Questi sono i concorrenti, ovviamente tutto si accende sui nostri locali, Canio, Cilavert e Cribio di Gallura, assente Caronte, per lui da quanto trapela dal suo team, che comunque non è uscito con la notizia ufficiale, insomma voci di corridoio, voci di Chilivani dicono che ci sono sirene di mercato per Caronte, il vincitore internazionale. Quindi assente in questa corsa, dove ci stava gioco forza di toccava a farla, e quindi Canio diventa il favorito proprio perché si piazza alle sue spalle in occasione dell'internazionale. Dietro di lui anche Cilavert, entrambi hanno lo stesso padre, figli di Mucatila al-Khaledian. Occhio però anche al Cribio di Gallura, che è l'unico che imposta la sconfitta a Caronte in occasione del debutto, un cavallo sicuramente generoso e grintoso che può fare l'arrivo, anche se lui rientra più di quei dei due citati poc'anzi. Questi sono i tre locali, poi ci sono c'è l'ospite Gazzi Alzaman, che segna il ritorno in sella in Sardegna di Antonio Fregiu del team di Endo Botti, che quando viene non viene mai per caso, quindi Gazzi Alzaman se la gioca alla pari dei tre isolani. Ricordiamo che lui ha vinto al debutto 2 o 3 settimane fa a Merano, impressionando non poco. Quindi questi sono i 4, tra gli altri Cleopatra Nulese e Claudietta è quinta all'internazionale, Cleopatra Nulese si piazzò lo stesso quarta, se non sbaglio, dietro Caronte e Canino. Insomma sono cavalli che possono venire avanti, anche perché il lungo stop dalle corse può essere che li abbia mandati avanti, oppure chissà tornate indietro. Questo non lo so, io valuto per quello che dice la pista fin qua, e quindi il mio pronostico è il numero 5 Canio, il numero 15 Gazzi Alzaman e il numero 9 Cilavert. Si chiude il pomeriggio con la Maiden per fondo arabo di 3 anni, anche questa sui 1600 metri, se non sbaglio. Adesso voi la state vedendo in sovraimpressione con l'elenco appunto dei concorrenti. Sì, è 1600 metri per fondo arabo di 3 anni, in 16 al via, gabbia piena anche qui, Borgia Dei, Cadonald de Mores, California Gold, Campera, Canarino, Canella da Baia, Kenza Neghe, Cherry Magic, Chi l'ha visto, Clara, Colorado Black, Comancio, Consuelo, Contes, Cora, Cremino e Cusciaru. Questi sono i 16 fondo arabo che si sfidano in questa Maiden. Clara cappeggia la punta 2 secondi nelle prime 2 uscite, che lasciavano ben sperare, poi si è un po' persa nelle altre 2 prove, deludente il giorno dell'internazionale, non benissimo a Sassari, però è una cavalla che su quei riferimenti iniziali qua è in grado di portarla a casa. Ovvio che deve ripetere lo stesso standard di quando arrivò seconda dietro Chimera Love e Cansidu. Anche allora appunto Clara, poi c'è Borgia Dei, anche lei buoni riferimenti considerando che era una fondo arabo e ha corso contro il fondo inglese, bene al debutto, un po' meno la corsa dopo, però è una cavalla che anche lei mette nel mirino il derby sardo per pedigree, genealogia e l'inseguimento di questa corsa da parte del team Clodia. Borgia Dei è una figlia di Oscar Dei, Borgia da Clodia, quindi sorella uterina di Borghesia e Vanaglia da Clodia, entrambi vincitori di Gran Premi, quindi è logico, è lecito anzi aspettarsi qualcosa in più da questa cavalla, così come Canella da Baia, sorella uterina di Ballatisola, anche lei l'aspettiamo, va sempre citata, soprattutto in una Maiden, magari la volta buona che anzi all'occasione per
mettersi in mostra. Occhio a Canarino che non ha, come abbiamo visto nel primo confronto di Chimera Love, aveva corso bene fino all'ingresso in retta. Canarino, il giorno internazionale, anche lui magari col tempo può essere venuto avanti. Piace anche Consuelo, ha debuttato bene con il fondo inglese e Colorado Black finendo ottavo. Insomma, chi l'ha visto ha un piazzamento, insomma, cosa molto 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 incerta. Le mie idee, resto su Clara per quello che ha fatto vedere all'inizio stagione, quindi il numero 10 Clara, il numero 1 Borgia Day e il numero 3 California Gold, che non l'ho nominata, comunque seconda dietro Cristina My Life nell'ultimo suo ingaggio a Sassari. Bene, questo era il tutto di questa puntata di analisi e pronostici che riparte con la stagione di Chilivani. Vi ringrazio per il seguito che date a sportriver.biz. Vi auguro buone cose per chi verrà all'ippodromo. Ricordo ingresso consentito a 1000 unità. Chi verrà al dato 1000 unità dovrà presentare Green Pass oppure documento come il tampone, il certificato del tampone di 48 ore. Bene, questo è tutto davvero, vi ringrazio, vi auguro una buona serata.